Ancora maltempo sul Veneto, occhi puntati su Venezia per l'acqua alta di domattina, 140 cm, ma non solo, allerta arancione per il Po e alto rischio frane e smottamenti su tutta l'area montana e pedemontana. Questa sera su Antenna 3 dalle 21:15 l'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'acqua alta, record e il litorale. Pensionato ucciso e fatto a pezzi a Trieste, confessa la compagna 65enne il delitto al culmine di una lite sul viaggio della donna nel suo paese d'origine, l'Ucraina. Fiamme nella notte a Villorba, distrutto il capannone della notissima azienda agricola Nonno Andrea, vigili del fuoco, lavoro tutta la notte, danni ingenti. I sottosegretari Martella e Baretta stamane a Mestre assieme ai vertici del PD tra i temi affrontati le regionali 2020. Arturo Lorenzoni candidato contro Zaia, buona proposta ma troppo presto per i nomi. Studente 18enne sale sul bus in autostazione a Castelfranco e la sua bravata manda in tilt la circolazione delle corriere, il ragazzo denunciato. Il Comune di Padova, come la Regione Lombardia, dal 1 gennaio 2021 tutte le costruzioni private dovranno essere a impatto ambientale zero, o quasi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, dunque in primo piano ancora occhi puntati sul maltempo, le piogge intense di queste ore che continueranno. Ovviamente gli occhi puntati su una Venezia che attende l'acqua alta a 140 cm domattina, ma non solo, c'è anche l'allerta arancione per il livello del Po e l'alto rischio di frane e smottamenti su tutta l'area montana e pedemontana. Un numero così rilevante di fenomeni eccezionali in un arco di tempo così ristretto non si registra nella storia. Un'altra ondata di maltempo sta interessando il Veneto, confermata per Venezia una nuova marea eccezionale alle 8:50 di domenica mattina con 1,40 m, ma l'intera regione, dal litorale alla montagna, sarà interessata da precipitazioni intense particolarmente consistenti sulle zone montane e pedemontane. Manteniamo alta l'attenzione, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, per il rischio in modo particolare geologico. Piove sul bagnato, come si suol dire, e in questo caso proprio l'esempio pratico: piovendo su un terreno molto bagnato è possibile che ci sia qualche smottamento che si possa creare. Previsti venti di scirocco ed innalzamento delle temperature e del limite della neve con conseguente ingrossamento dei fiumi, anche se non ai livelli dello scorso fine settimana, ad eccezione del Po, dove l'allerta è arancione. Stiamo aspettando che transiti nel suo tratto terminale la piena del Po, ci sarà l'allagamento delle aree golenali, ma non prevediamo ovviamente rischio di esondazione. In ogni caso tutto il sistema è allertato, la sala operativa è aperta, i volontari sono sul campo e quindi l'attenzione c'è come ogni volta che c'è brutto tempo. Intanto a Venezia, una Venezia appunto in cui si attende l'acqua alta, un'altra acqua alta eccezionale domani, si attendono anche notizie per il comitatone della prossima settimana e questa mattina Croce Rossa e Proloco hanno iniziato a Pellestrina la distribuzione degli aiuti. Un'altra giornata non facile per Venezia, con un occhio all'acqua alta e l'altro alle previsioni per domani, che hanno confermato per domenica mattina alle ore 8:45 un picco massimo di 140 cm. Questa mattina invece l'alta marea si è fermata a 112, ma questi sono giorni di attesa in città per il comitatone di martedì che dovrebbe dare delle risposte concrete e definitive. Noi chiederemo che la città sia partecipe, sia tenuta aggiornata di tutta quanta la tempistica del progetto del MOSE, perché è questo che dobbiamo fare. E per cui intanto facciamo una grande operazione verità, diciamo esattamente come sono le cose, devono dircelo, ci devono informare, dopodiché teniamo sotto pressione appunto i tecnici, gli operai, il governo perché finisca l'opera, il commissario, quello che sarà. Vogliamo sapere le cose, questo dirò. E proprio sul tema del MOSE va registrata anche la posizione dell'Ordine degli Ingegneri che mette in guardia tutti, avanzando più di qualche dubbio sul fatto che l'opera possa entrare effettivamente in funzione per la primavera 2021, come invece ha promesso a Pellestrina il premier Giuseppe Conte. Intanto, questa mattina è stato anche il giorno di inizio della consegna degli aiuti alla popolazione di Pellestrina da parte della Proloco dell'isola con i volontari della Croce Rossa italiana.
Intanto sono almeno 3 milioni di euro i danni subiti dall'artigianato veneziano a causa dell'ultima acqua alta. Il comparto cerca di rialzarsi, ma deve anche fare i conti con chiusure forzate per diversi giorni delle attività. È difficile anche ricominciare perché è stata una settimana che ti ha bloccato sia mentalmente, perché si andava a casa sempre col pensiero, sempre col telefono attaccato a guardare le maree, si dormiva poco, dopo si ritornava lì. Marco Lachin è un restauratore veneziano di mobili antichi. Come lui sono più di 1600 tra Venezia e isole gli artigiani che hanno subito danni dall'ultima eccezionale ondata di acqua alta, 2 su 3. Alla Confartigianato, dove è stata messa in piedi una task force di pronto soccorso alle imprese, tutti hanno una storia da raccontare. Sabrina Berta, ad esempio, gestisce col marito un laboratorio artigiano che riduce l'oro in foglie sottilissime per le tessere dei mosaici e per le dorature. Di laboratori come il suo in Europa non ce ne sono quasi più. La forza dell'acqua, specialmente la prima volta, ha rovesciato tantissime cose, per cui quello che era messo dentro su vasche di plastica è andato perso ugualmente. Poi ci sono macchinari che funzionano male e poi tra l'altro, siccome noi abbiamo un laboratorio tutto in legno, chiaramente il legno assorbe e quindi ci vorrà tempo perché si asciughi. Giovanna Didovic lavora nella pasticceria di famiglia. L'acqua era altissima, abbiamo avuto il 70% di perdite, però abbiamo cercato di aprire da subito, al mattino dopo eravamo operativi. Nel nostro caso poi si tratta di attrezzature molto pesanti, piuttosto invasive e complicate anche da recuperare, insomma da rimettere a posto. Paolo Brandolisio costruisce Forcole Remi, ha un laboratorio antichissimo vicino a San Marco e ha perso diversi attrezzi elettrici. Bisogna rimettere a posto tutto e ci vorrà un mese prima di riprendere bene. Quindi comunque c'è un mancato introito pesante. Sì, proprio dimentichi gli ordini, dimentichi tutto, vai un po' in tilt nel senso del lavoro normale e sei un'altra dimensione. Giorni drammatici quelli che hanno vissuto i veneziani, ma non solo, ovviamente anche i residenti delle zone del litorale, giorni che abbiamo raccontato con le nostre edizioni straordinarie per aggiornarvi in tempo reale ora dopo ora di quanto stava accadendo. E allora questa sera alle 21:15 un appuntamento da non perdere, l'Apocalisse di Venezia, il nostro documentario realizzato dalla nostra emittente per raccontarvi quei giorni ancora ovviamente molto vicini nella memoria, un racconto appunto di una Venezia che si è ritrovata a che fare con l'acqua alta da record, con tanti problemi e tanti disagi, ma anche appunto il litorale. Quindi da questa sera da non perdere, dalle 21:15, l'Apocalisse di Venezia. Lasciamo adesso la pagina sul maltempo, apriamo di nuovo quella della cronaca con la svolta delle indagini sul delitto di Trieste, l'efferato delitto con la morte di Libero Foti, ucciso e fatto a pezzi perché la compagna ha confessato. Olena Leri ha confessato di aver ucciso il convivente Libero Foti. Lo ha fatto telefonicamente dall'Ucraina al PM Frezza e agli investigatori della squadra mobile. L'anziano, trovato morto sul balcone di casa il 2 novembre scorso, avvolto in sacchi neri e coperte, si sarebbe opposto al ritorno in Ucraina della convivente. Per questo lei lo avrebbe ucciso al culmine di una lite, forse per difendersi da un'aggressione di lui, colpendolo in testa con una bottiglia e soffocandolo con un sacchetto nero della spazzatura. Svelato dunque il delitto di Via del Veltro grazie alle indagini della mobile coordinate dalla procura, partite con il macabro ritrovamento del cadavere sul terrazzo al terzo piano dello stabile Ater. Determinante la prima testimonianza. La mattina di sabato 12 ottobre i vicini di casa hanno sentito rumori e grida dall'appartamento di Foti. La polizia ha poi accertato che nella stessa giornata alle 14 Olena Leri è partita dall'aeroporto di Venezia con volo diretto a Kiev. La donna aveva acquistato il biglietto aereo il 25 settembre e aveva fatto la spesa pochi giorni prima del 12 ottobre, acquistando tra l'altro sacchi neri per l'immondizia. La lite sarebbe dunque scoppiata per l'opposizione di Libero Foti alla ferma volontà della donna di tornare al suo paese d'origine per raggiungere la figlia e attendere con lei il decorso della grave malattia che aveva da tempo. Raggiunta al telefono, Olena Leri ha spiegato di aver ucciso il suo compagno per respingere i suoi tentativi di colpirla con un coltello proprio attorno alle 5 del mattino del
il 12 ottobre. Dopo averlo colpito in testa con una bottiglia, lo ha soffocato, ne ha chiuso il corpo in alcuni sacchi neri e dopo averlo avvolto in alcune coperte per meglio spostarlo sul pavimento, lo ha sistemato sul poggiolo. Una testimonianza che combacia con le analisi della scena del crimine della polizia scientifica, che hanno svelato anche un altro particolare. L'uomo è stato accoltellato con un fendente non penetrante al collo e alla mano, verosimilmente dopo la sua stessa morte. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, parliamo di politica. Stamane a Mestre un appuntamento con i vertici del PD al quale non sono mancati i sottosegretari Martella e Baretta. Tra i temi affrontati anche le elezioni regionali 2020. Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, la cui possibile candidatura è stata annunciata ai microfoni della trasmissione di Antena 3 20:10 dal sindaco Giordani, potrebbe essere quella giusta. È emerso durante un incontro nella sede della Federazione Metropolitana del PD a Mestre, dove sono stati affrontati molti temi, in primis le azioni da intraprendere per la salvaguardia di Venezia. Lorenzoni è un'ottima persona, sulla quale esprimo un giudizio assolutamente positivo, espressione di un mondo civico che in Veneto rappresenta, a partire dalla città di Padova, qualcosa di importante. Forse in questo momento è ancora presto per parlare di candidature, stiamo mettendo insieme un progetto per il Veneto alternativo a Zaia. Dovremmo costruire un'intesa tra le forze politiche e civiche che ci stanno e a quel punto anche individuare un nome. Io sono convinto che anche in Veneto sia possibile affrontare questa sfida con positività. Sappiamo che in Veneto è difficile, partiamo svantaggiati, questo è molto chiaro, ma proprio per questo dobbiamo essere coraggiosi nelle scelte, soprattutto nei programmi. Noi dobbiamo dire cosa vogliamo per il Veneto, un Veneto che non è guidato, perché il problema vero di questa regione, grande capacità comunicativa, grande appeal del Presidente, ma poche politiche che affrontino quello che sono le sfide future del Veneto, che sono un importantissimo territorio che oggi è retto soprattutto per la capacità degli imprenditori e dei lavoratori, ma che non ha una guida politica. L'incontro è stata anche l'occasione per affrontare il tema che riguarda l'editoria e il giornalismo, che sta vivendo un momento complesso. Abbiamo previsto di evitare dei tagli che erano stati dal precedente governo progettati e stiamo lavorando ad una legge che chiameremo Editoria 5.0, che permetterà di sostenere i giornali, la produzione cartacea, ma anche di offrire strumenti al passo con i tempi rispetto alla rivoluzione digitale. Naturalmente vogliamo fare questo con un'attenzione particolare ai giovani, c'è troppa precarietà nel mondo, nelle redazioni giornalistiche. Torniamo alla cronaca, la notte di paura e anche la disperazione di chi ha visto il capannone dell'azienda, la nota azienda agricola Nonno Andrea di Villorba, andare letteralmente in fumo, un rogo devastante, i danni sono molto ingenti. Mi è crollato il mondo addosso. È quello che ha provato Paolo Manzan quando, appena passata la mezzanotte, si è visto l'azienda in fiamme. Il rientro da una serata passata in serenità con la moglie Sonia e gli amici, poi la chiamata della cognata che lo avvertiva delle fiamme che iniziavano ad uscire dalla struttura annessa alla casa di via Campagnola a Villorba, che tutti conoscono come Nonno Andrea. Poi una corsa continua, dentro all'incubo, con i 6 estintori svuotati e l'arrivo immediato dei vigili del fuoco. Vorrei baciargli le mani perché veramente sono stati eccezionali. Eccezionali perché da subito sono arrivati prestissimo e poi hanno fatto di tutto veramente per riuscire a salvare la casa, che era la cosa più importante a questo punto qua. Una lotta durata tutta la notte, con 10 mezzi da Treviso, Montebelluna e Conegliano e una grossa autobotte dall'aeroporto, che ha salvato l'abitazione e l'area trasformazioni con tutti i macchinari. Completamente distrutto lo storico negozio e tutta l'area magazzino, con danni enormi coperti da assicurazione. E questa mattina, sotto la pioggia, in tanti sono corsi a portare la loro solidarietà a Paolo e alla famiglia, nuovamente colpita dopo la tragedia dell'agosto scorso, con la scomparsa della 12enne Maria Vittoria, stroncata in pizzeria a Spresiano da una reazione allergica al latte.
Il sindaco di Povegliano, gli assessori di Spresiano, consiglieri da Villorba, ma anche colleghi imprenditori, oltre alla marea continua di clienti che hanno quasi intasato il traffico lungo via Campagnola. Tantissimo. Tutti i conoscenti si sono messi a disposizione, tutti quelli che mi conoscono si sono messi a disposizione. È un momento un po' così, ma insomma se si parla di strutture non si parla di salute, questo è l'importante. Quasi certamente un cortocircuito l'innesco del rogo che ha divorato quasi 30 anni di lavoro iniziato nel 91 con l'agriturismo, ma che non fermerà l'azienda. Ripartiremo al più presto possibile, proprio nel giro di qualche giorno, con una struttura mobile. È importante dare continuità, anche perché adesso abbiamo il Natale che si presenta davanti e per noi era un appuntamento importante, per noi e per tutti i nostri affezionate persone che vengono qui da tanto tempo. Però alla fine mia moglie mi ha detto: lo facciamo più bello di prima. Solo ferita per sua fortuna una donna finita sotto un treno in partenza dalla stazione di Campo San Piero. Tragedia sfiorata giovedì sera alla stazione di Campo San Piero. Una donna di 3 baseleghe sulla cinquantina è stata investita da un treno appena partito dallo scalo. La donna è rimasta incastrata sotto il treno che viaggiava a bassa velocità. L'hanno estratta gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco che l'hanno affidata ai sanitari del 118. Erano circa le 19:30. Pare che poco prima la donna avesse lasciato l'auto nei pressi dei binari e ha attraversato lo scambio merci proprio mentre passava il treno per Padova. Il macchinista appena l'ha vista ha frenato. Non è esclusa nessuna ipotesi su quanto successo. La ferita è stata ricoverata all'ospedale di Campo San Piero in condizioni non gravi. La linea ferroviaria è rimasta interamente bloccata per quasi un'ora e mezzo. Torniamo a parlare adesso del tragico incidente di ieri, nello svincolo tra 4 e A13 nel Padovano, e la vittima, come sappiamo, è Daniela Martini. Oggi è il giorno del lutto e del dolore in tutta la sanità veneta, soprattutto nell'ULSS 5. Enorme cordoglio alla cittadella sanitaria e in tutta la ULSS 5 Polesana, ma anche tra il personale e i pazienti che conoscevano la dottoressa Daniela Martini. La specialista psicologa e psicoterapeuta, 49 anni, vicentina di Longare, ha perso la vita venerdì mattina in un tamponamento a catena tra 2 camion. L'auto della Martini è finita schiacciata tra i 2 pesanti automezzi sullo svincolo autostradale che collega la A4 alla Padova-Bologna, in territorio comunale di Vigonza. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco con 2 mezzi e l'autogru e il personale medico del SUEM, questo non ha potuto che constatare la morte della donna. Illesi 2 camionisti, uno dei quali era sotto shock. Da oltre una decina d'anni la dottoressa Martini si occupava di prevenzione e cura delle demenze senili. Aveva avviato i primi gruppi Alzheimer in Polesine con un approccio verso i pazienti riconosciuto da tutti come attento e allo stesso tempo arricchito da umiltà e dolcezza. Un paziente lavoro ponte tra geriatria e centro salute mentale che Daniela Martini svolgeva con poche ma sapienti parole. Pochi istanti di pubblicità poi a Castelfranco per l'assurda e pericolosa bravata di un 18enne. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Bravata o atto di bullismo? Guardate cosa è accaduto oggi a Castelfranco. Oh, tirate tutti un urlo, fate casino! Una bravata che costerà cara ad un 18enne di Castelfranco che all'orario di uscita delle scuole è salito sul tetto di un bus, saltando poi su quello di altri mezzi in attesa di partire presso l'autostazione di via Podgora a Castelfranco, il tutto sotto gli occhi e di cellulari di migliaia di studenti in attesa delle corriere per tornare a casa, con foto e video che in breve hanno fatto il giro di chat e social. Il gesto sconsiderato del 18enne ha costretto gli autisti a bloccare i bus con corse ferme e conseguenti ritardi di numerose linee extraurbane. Vani i tentativi di farlo scendere da parte del personale MOM. Il ragazzo è rimasto sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri che l'hanno fatto scendere e poi portato in caserma. Il giovane è stato quindi denunciato per interruzione e turbativa di pubblico servizio. Il presidente di MOM, Giacomo Colladon, congiuntamente con il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, stigmatizza con fermezza quanto accaduto. Condanniamo senza mezzi termini questo atto di bullismo che ha messo a repentaglio la sicurezza di chi lo ha compiuto ma anche di tutti gli altri utenti, ha affermato il sindaco Marcon.
Dopo i recenti episodi avvenuti a Treviso, aggiunge amareggiato il presidente di Mom Colladon, un nuovo atto prende di mira il servizio pubblico di trasporto. Il tempo di trasferimento casa-scuola non può diventare momento in cui dare sfogo ai peggiori istinti. Scuole, famiglie ed istituzioni devono compiere un'assunzione di responsabilità per educare, ma anche per sanzionare con fermezza, conclude il presidente, chi compie atti di questo genere. Ambiente adesso, una svolta green importante per l'edilizia a Padova dal 2021. O green o niente. Dal 1 gennaio 2021 l'edilizia privata, residenziale e produttiva di Padova dovrà essere a consumo energetico quasi zero. Il Consiglio Comunale è pronto a votare il nuovo regolamento edilizio. Le norme sono state in gran parte condivise anche dai comuni della città metropolitana. Committenti e professionisti dovranno tenere conto, in primis, dell'impatto ambientale delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni. I nuovi edifici non dovranno consumare energia in termini netti, ma essere neutrali dal punto di vista energetico e carbonico e magari anche diventare produttori di energia. Questo dal punto di vista tecnico è una cosa che si fa già, tutti i professionisti sono in grado di garantire questo tipo di prestazioni, ma recepirlo nella regolamentazione vuol dire che questa è una cosa importante per l'amministrazione e questa è la direzione verso cui deve muoversi il settore delle costruzioni per essere competitivo e per dare dei prodotti di qualità alle persone. I sottotetti saranno calcolati come volume. A Padova finora lo erano, ad Albignasego per esempio no, e questo portava a sviluppi disomogenei delle altezze sul territorio. Il materiale delle demolizioni dovrà essere differenziato da subito. Tra le curiosità, i servizi igienici e le scale di uso comune devono sempre avere una finestra. Le recinzioni private non potranno superare certi limiti di altezza. Obbligatoria per avere l'abitabilità di edifici non residenziali nuovi sopra i 500 metri e per i residenziali nuovi con almeno 10 unità l'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Nelle nuove costruzioni dovrà essere garantita la permeabilità del suolo per almeno il 30% del lotto, compresa la sagoma dell'edificio. Il regolamento chiede che a partire dal 2021 tutti gli edifici siano NZEB, cioè a consumo energetico quasi nullo, anticipando non di molto, ma secondo me come segnale in termini significativi, quella che è una normativa di tipo europeo e quindi estendendo anche al settore privato quella che è una richiesta che l'Europa ha fatto per il committente pubblico. Torniamo a parlare di noi, di Antenna 3, un premio anche ad Antenna 3 arriva dalla Mostra Internazionale del Gelato di Longarone. È la manifestazione che ha segnato la storia e la crescita della moderna gelateria e dell'attività delle migliaia di gelatieri che, partiti dalle vallate bellunesi, hanno aperto le loro botteghe in tutto il mondo, ma è anche un evento che ha contribuito a fare crescere il tessuto economico e sociale di un territorio devastato dalla tragedia del Vajont e che doverosamente deve essere ricordato per il lavoro e la partecipazione attiva delle tante persone di Longarone e del Bellunese che sono state per tanti anni il motore della mostra del gelato. Venerdì nella sala consiliare del municipio di Longarone serata a Marcord dedicata alla Mostra Internazionale del Gelato che quest'anno compie 60 anni. Penso che siano momenti soprattutto di riconoscenza e gratitudine verso coloro i quali hanno ideato questo evento che è diventato il più importante ovviamente nel mondo del gelato artigianale, esclusivamente il mondo del gelato artigianale internazionale, quindi per noi è sicuramente un motivo d'orgoglio poter organizzare anche questo momento che è un momento di ricordo, di memoria. Non un mero evento fatto di scambi commerciali, ma un momento di incontro contraddistinto da veri rapporti familiari. E raccolta è stata la serata che il Comune ha voluto organizzare per esprimere riconoscenza a chi ha contribuito a rendere grande la Mostra Internazionale del Gelato. Targhe sono state consegnate a tutti gli ex presidenti della fiera e anche agli organi di informazione locali, dal mensile Il Cadore ai quotidiani, settimanali e alle emittenti che hanno saputo raccontare con il cuore il significato di un evento conosciuto in tutto il mondo. Il ringraziamento del sindaco di Longarone anche ad Antenna 3. Antenna 3 Nord-Est, è qua, è vero. All'orizzonte un futuro non facilissimo per la manifestazione, spiega Padrin. La nascita di nuove manifestazioni del genere anche in giro per il mondo sicuramente non facilita. Noi da parte, la nostra forza è sicuramente la storia, ma soprattutto l'affetto che tutto il mondo del gelato artigianale ha nei nostri confronti.
Siamo in chiusura, vi lascio al meteo, vi ricordo questa sera alle 21:15 l'Apocalisse di Venezia, il racconto dell'acqua alta da record nei giorni drammatici che abbiamo vissuto insieme. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto piovosa, vediamo dunque nel dettaglio la situazione del 24 novembre e capiamo dove le precipitazioni saranno maggiormente insistenti. Sul Veneto molte nubi ovunque con rovesci diffusi specialmente al mattino, più sporadici al pomeriggio e in serata la situazione andrà via via migliorando. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 16 gradi. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia con qualche occasionale piovasco alternato tuttavia in giornata a pause maggiormente asciutte. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 13 gradi, valori massimi tra 16 e 19 gradi, quindi molto miti. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo qualche pioggia sui settori meridionali della nostra regione e sarà invece un po' più asciutto altrove. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 12 e 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.